volesse vedere tutte le brutture di sto tempo grigio senza colore, te volesse dare l'infanzia negata. Indiane brigane, corpo del massiato, indiane brigane, accise e scannate, indiane brigane, scacciate dalla terra, ma chi ci resta combatte una guerra. Quindi è nato questo connubio da chi vuole dare visibilità a questo sito e a quello che rappresenta. E noi da subito abbiamo sposato questo progetto. Agrinum deve essere il rilancio per tutta la valle, per tutta l'area del Lazio meridionale. Notte da luna piena, notte da stelle, tante briganti in marcia per l'inferno. Chi erano i briganti? Diciamo che moltissimi di loro non erano affatto dei briganti. Cosa è successo? Come fanno i cantastorie, ha voluto dare volto a questo brigante che si è ribellato a questo momento storico. Tutto veniva abbattuto, ogni certezza, ogni cosa. Il brigante Colo Matteo ha voluto combattere per la sua libertà. E per cui vennero chiamati briganti tutti quelli che semplicemente non accettavano il nuovo stato di cose, anche perché il nuovo stato di cose cosa comportava? Che il Sud divenisse la colonia interna degli unificatori. Ad un certo punto Chiavone disse ad un suo brigante: dammi il fucile, e prese di mira il trombettiere. Abitanti del Regno di Sicilia che ridotti in miseria perché letteralmente rapinati. Questa è la via più antica del paese, si chiama Via Pedicata, e questa è la porta nord di accesso al castello. Bene, in questo luogo furono ammazzati 3 briganti. E questa melodia è dedicata ad una foto, perché in quell'epoca già esistevano le foto, e quindi di Michelina De Cesare abbiamo 3 foto, e 2 testimoniano il suo atteggiamento molto fiero di donna del Sud. È un documento che non può essere frainteso. La fotografia sta là e ci racconta di questa brigantessa che ha lottato, combattuto fino alla fine.